Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura caos e paura in corso Calatafimi a Palermo, dove un'auto si è ribaltata su un fianco finendo su 3 vetture in sosta e su una moto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la chiusura obbligatoria del tratto di strada interessato. Ferita una donna rimasta incastrata nell'abitacolo della sua Renault Captur e trasportata in codice rosso in ospedale. Restiamo a Palermo, ennesimo episodio di violenza contro gli animali. Un cagnolino è stato trovato agonizzante e con dei buchi in testa dentro un cassonetto, chiuso in un sacchetto e sotto una montagna di rifiuti. A lanciare l'allarme una donna che lo ha sentito lamentare. Il cane è stato liberato e affidato alle cure di una clinica veterinaria, ma le sue condizioni sono gravi. È finita ai domiciliari un ventenne sorpresa a spacciare davanti 2 scuole del centro di Catania. Il giovane era stato notato più volte all'orario di entrata e di uscita dalle lezioni, con in mano un pacchetto di sigarette sospetto dal quale non ne ha mai estratta una, perché all'interno infatti nascondeva la droga. Non si fermano invece le indagini sui disordini avvenuti durante l'intervallo della finale di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania dello scorso 19 marzo. La Digos della questura del capoluogo etneo ha identificato altri 4 ultra rossazzurri che hanno partecipato attivamente agli scontri. Chiudiamo col meteo, piogge sparse e instabilità su tutta l'isola. Questi gli elementi che caratterizzeranno la giornata di domani 24 aprile, con cieli nuvolosi che avvolgeranno la Sicilia bagnata qua e là da deboli piogge. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!